L'ITS Meccatronico Veneto è una scuola post-diploma che organizza corsi biennali in collaborazione con le aziende. La forza di questa scuola è proprio la collaborazione con le aziende. Metà del tempo si trascorre in azienda, in tirocinio o in apprendistato, mentre l'altra metà del tempo viene impiegata per competenze che vengono erogate sulle innovazioni tecnologiche. I corsi dell'ITS Meccatronico preparano figure di tecnico superiore per automazione e sistemi meccatronici, tecnico superiore per innovazione di processi e prodotti meccanici, tecnico superiore per innovazione di prodotti e processi nell'industria della carta e del packaging sostenibile, tecnico superiore per la digitalizzazione dei sistemi di produzione industriale. Ci sono poi due nuove figure nell'ambito ICT, che sono legate alla cyber security e al machine learning. Questo consente di formare dei tecnici con competenze specifiche nell'ambito richiesto, che poi danno luogo ad una occupabilità finale che è del 98%. Per questa ragione è importante che un giovane si approcci a questo tipo di formazione, perché consente di entrare nel mondo industriale dalla porta principale avendo già delle competenze che consentono di avere un buon successo e una buona carriera lavorativa. Quindi anche per le famiglie è una scelta che è opportuna e auspicabile proprio in funzione del futuro dei propri figli. I corsi sono aperti a ragazzi in possesso del diploma di scuola media superiore, sia di tipo tecnico che di tipo liceale. Le iscrizioni si ricevono fino al 20 luglio e le prove di selezione sono il giorno 21 luglio a Vicenza. Le iscrizioni possono essere fatte online sul sito www.itsmeccatronico.it.